Avremmo voluto festeggiare la vittoria numero 999 della storia rossoblù. In realtà il tutto è posticipato, forse è sabato. Nel frattempo bisogna dire che il Derby d'Italia numero 168, dando un po' di numeri proprio così all'interno di Rugby House in questa prima parte della trasmissione, è stato vinto dal Petrarca Padova. Buonasera e benvenuti come ogni giovedì sera a Rugby House, il nostro approfondimento su quello che riguarda il rugby rossoblù, ma non solo, in generale del Peroni Top 10. Per farlo questa settimana abbiamo invitato un nuovo acquisto, no? Come spesso accade nella prima parte della stagione della Femici Z Rugby Rovigo Delta, da Benevento, si sa, Francesco Cozzi. Ciao Francesco, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. Avevamo bisogno anche, dopo un po' di settimane, approfondire quello che è il nuovo progetto, diciamo così, legato a Rugby Rovigo, legato alla franchigia, insomma un uomo di campo, un uomo di spessore tecnico e c'è bisogno anche del suo punto di vista. Alessandro Lodi, coach Under 18, ciao Alessandro, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Francesco, passo indietro, derby col Petrarca, il tuo primo derby perso. Sì. Una bella cosa, una bella statistica. Bel inizio, sì. Come è andata? Bene, diciamo è sempre un'emozione giocare un derby, qualsiasi derby sia, soprattutto un Rovigo-Padova in casa del Rovigo, qui diciamo è stata una bella botta, un bel miscuglio di emozioni, ma analizzando la partita si poteva fare di meglio, cioè, sicuramente. E ti è andata bene che non c'era il pubblico, no? A livello di pressione, è andata bene, è andata male. Sì. Diciamo che il pubblico non c'era, però prima della partita si fa sempre sentire, nel senso... cosa fa? Mandano dei messaggi, ovviamente sono sempre ben accetti, è una bellissima cosa, soprattutto è la prima volta che capita così, diciamo, assiduamente, e fanno sentire la loro vicinanza nonostante il periodo non sia dei migliori, quindi è sempre una bella cosa, ti dà comunque una certa carica e diciamo riesci anche ad avere un senso di, anche se è un nuovo acquisto, quindi da quest'anno che sono qui, un senso di appartenenza al club. Giochi con molta più carica e molta più energia e voglia di vincere. Ecco, Ale, un derby è sempre un derby numero 168, insomma, senza pubblico era veramente un'atmosfera stranissima, no? Sì, sicuramente, soprattutto sono quelle partite che richiamano il pubblico più numeroso, diciamo, nel nostro campionato, quindi fa effetto, però purtroppo ci stiamo anche un po' abituando a questa situazione e penso che ancora per un po' dobbiamo anche adeguarci a questo, soprattutto penso i ragazzi in campo abbiano sensazioni diverse, si sentono più determinati aspetti che magari prima non ci rendeva conto, quindi bisogna prenderne è un'esperienza, atto, no? Anche sì, questa. Ecco, come cambia? Vuol dire, tu per carità, è il primo anno Rovigo, è anche vero che hai fatto rossi contro blu, quindi diciamo il match degli abbonati, e contro Reggio che c'erano 1000 persone, sì. No? Più o meno 400 per 1000 persone. Sì. È già questo un numero che probabilmente a cui non eri abituatissimo. No, non ero abituatissimo, infatti tu hai menzionato la partita rossi contro blu e c'erano, gli spalti ovviamente non erano pieni, però c'era gente e quando giocavi, nonostante, sai, quando sei in campo sei concentrato sulla partita, i rumori esterni, diciamo, non li senti, diciamo così, nonostante quello comunque si sentiva la gente che incitava, applaudiva sulle mete, sui placcaggi, sulle belle azioni, è una cosa che comunque fa tanto durante una partita e è una bella sensazione soprattutto viverla qui a Rovigo. Noi ti auguriamo di viverla intensamente nelle prossime settimane, vuol dire che insomma apriranno gli stadi, ecco, questo è l'augurio che ci facciamo tutti, in primis ai nostri abbonati che hanno sottoscritto appunto l'abbonamento stagionale e nonostante tutto sono presenti da sempre, come già successo l'anno scorso, anche in questa nuova avventura che ancora non è partita con il piede giusto, insomma, idoneo. Francesco, entrando nel merito del match, se ne è parlato abbastanza, non tantissimo, ma insomma qualcosa si è detto, ovviamente il Petrarca ha vinto, grande difesa, solite cose, cosa avete analizzato? Diciamo abbiamo analizzato un po' quelli che sono stati ovviamente gli errori e un po' la gestione della partita. Ovviamente, come dicevo prima, un derby è sempre un derby, quindi è sempre una partita a sé. E abbiamo fatto molti errori più che altro di gestione, di scelte, non abbiamo forse fatto il gioco che volevamo fare, nel senso muovere palla, giocare nel ritmo. In alcune situazioni siamo caduti anche nel loro gioco, quindi abbiamo abbassato il nostro livello e la nostra soglia, diciamo, di concentrazione su quello che era il focus. Però
tutto sommato è stata una partita alla pari, nel senso non ci sono state mete, forse questo è derivato dal fatto che comunque non abbiamo giocato come dovevamo, però diciamo noi siamo positivi, nel senso sappiamo che comunque potevamo fare di meglio, siamo fiduciosi di questo, siamo fiduciosi dei nostri mezzi, del lavoro che facciamo con Umberto e sicuramente sapremo rifarci. Ale, a Rovigo perdere un derby in casa non fa mai troppo bene, no? Parliamo di contesto più che squadra. Quali sono stati i commenti che tu hai avuto, anche parlando con ex compagni, no? Ovviamente questa è un po' una notizia su cui ci si riflette sempre, no? Qual è stato il feedback che hai avuto dalla gente? Ma è chiaro che non vogliamo mai perdere il derby in casa, mai perdere il derby, tanto meno in casa, quello sicuramente brucia un po' a tutti, però insomma è anche l'inizio della stagione, è una stagione anche strana, lo è per tutti. E penso che, come ha detto Francesco, insomma, hanno analizzato gli aspetti sui quali metteranno più focus, ma vedo che credo sia ancora molto equilibrato il campionato, perché anche con Calvisano insomma, la partita è stata tirata, quindi è presto per rimanere delusi. Va bene, si mette subito da parte, come se anche se avessero vinto penso dovevano mettere da parte subito e ripartire nella loro strada, che sicuramente l'obiettivo è più avanti, quello importante. Assolutamente. È questo forse che è passato come messaggio anche Sì. internamente agli spogliatoi, no? Sì, assolutamente. Umberto ci ripete sempre che in questo tipo di campionato, in questo tipo di stagione, le partite vanno analizzate e giocate partita per partita. Nel senso ogni partita è a sé, ovviamente l'obiettivo è quello di vincere il campionato come l'anno scorso e l'anno precedente, come ogni anno il Rovigo penso faccia, quindi noi siamo concentrati su quello, il nostro focus è quello e la partita ormai è stata giocata, è stata persa, potevamo vincere, ma ormai è andata, pensiamo subito a sabato. Qual è stato il passaggio che più ti ha dato fastidio sabato? Diciamo quel momento o quell'azione in cui hai detto, caspita, se avessimo fatto quella scelta saremmo andati dentro, avremmo vinto. C'è un episodio che ti dà particolarmente noia? Sì, diciamo il primo tempo e anche a fine del secondo tempo potevamo muovere molto più palla dentro i loro 22, una volta fatti i pick and go potevamo muovere la palla perché c'era spazio. E una cosa che mi ha colpito molto è multifase, sempre il primo tempo, e loro erano morti. Noi andavamo a palla, stavamo muovendo anche la palla e loro erano accasciati a terra. Ricordo la frase di un giocatore che disse non ce la faccio più, sto morendo. L'hai detto in campo questo? Sì. Dei loro? Sì. Del Petrarca? Quindi lì sono accorto che potevamo spingere ancora di più, però ovviamente è andato così, non fa niente. Questo è un contenuto interessante, Ale. Cioè, nonostante ci fosse la possibilità anche di fitness, atletica, non siamo riusciti ad andare in meta, quindi un plauso al Petrarca che ha stretto i denti, che ha onorato la maglia e sicuramente noi dobbiamo riflettere su questa cosa. Da allenatore come la prenderesti? Ma sì, mi è sembrato che all'inizio hanno tenuto un ritmo alto e provavano comunque a imporre il gioco, quindi sicuramente il Petrarca è arrivato anche perché aveva giocato su una partita Esatto. prima, no? Amichevole. Quindi ci sta, probabilmente poi sono entrati anche loro nel loro piano di gioco, sono riusciti anche a rallentare delle situazioni e questi li ha favoriti. Poi nell'aspetto prettamente mentale, questo probabilmente ha inciso a loro favore e a sfavore del Rovigo, però penso siano, ripeto, cose che hanno analizzato e sulle quali possono tranquillamente riprenderle in mano. Quindi chiudendo un po' il discorso, la capacità del Petrarca è stata quella ovviamente di opporre una difesa solida e abbassare oppure non fare alzare troppo il ritmo al Rovigo, un ritmo che probabilmente non avrebbero potuto seguire e gestire nel corso del match. Pensi sia questa? Assolutamente, sì. Ale, sei d'accordo? Sì, probabilmente il loro piano era quello e sono stati bravi comunque perché hanno, anche nella disciplina sono riusciti a farlo in maniera efficace e a differenza del Rovigo è stato un po' troppo indisciplinato, come ha detto anche Umberto a fine partita. Questa è un po' la chiave della partita. Certo. Hanno saputo giocare anche molto bene con l'arbitro, cosa che diciamo a noi ha un po' tutti quei calci di punizione a nostro sfavore ci hanno
ci ha costato caro, insomma. Cosa vuol dire hanno saputo giocare bene? Nel senso che sono adattati meglio? Credo di sì, in alcune situazioni sì. Nel senso, durante le partite devi anche capire che arbitro hai, ovviamente ogni arbitro è diverso, quindi devi saper gestire anche quello, nel senso. Una partita così importante, ovviamente. Io non sentivo che ero dentro a un box, però mi si diceva che dalle tribune si sentiva una voce abbastanza conosciuta Sì, a livello mediatico sì. che metteva un po' pressione, no? Sì, 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 sì. È stata una voce abbastanza costante, nel senso, poi lui ha una voce molto, molto acuta, quindi E cosa diceva? no, incitava i suoi, diciamo nel complesso era più incitare, dare indicazioni su dove giocare, quale zona attaccare, però il fatto che fosse una voce costantemente così stridula dava un po' fastidio. Ok, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlight del derby numero 168, poi rientriamo per analizzare la settimana e quello che accadrà fra 2 giorni. È il contesto più anomalo, in oltre 70 anni di sfida, è la punizione più severa che il momento storico potesse infliggere alla gente che da sempre rappresenta la gioia per questo sport e questo match che non è una partita, perché questa partita qui è la partita. Signore e signori, buon pomeriggio, Andrea Trombini e benvenuti al 168esimo derby d'Italia tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Padova. Subito ad attaccare la linea, in 2 su di lui. Ancora pallone a disposizione, Meniti Ippolito per Andrea Bacchetti, va a contatto con Tommaso Coppo, arriva in sostegno anche Giulio Colitti, Giacomo Nicotera, un buon placcaggio di Cannone, è andato oltre il primo tentativo di Cugine, poi Cannone, Francesco Modena ancora lui a portare pallone, immediatamente ad attaccare, c'è un vantaggio, non resta sui propri appoggi, Meniti Ippolito, finta e poi scarica per Diego Antel, possibile di attacco al largo, Diego Antel muove i propri piedi, cerca linee di corsa interessanti, poi mette ordine, si mette a disposizione della propria squadra con Trussardi, il chip di Andrea Meniti Ippolito, Rovigo giocava sotto, il respiro profondo per l'apertura di Scuola Rubano, non c'entra i pali Andrea Meniti Ippolito, per cui praticamente insomma il top 10 scozzese, oltre che essere il top scorer nel 2018. Infila l'H, si sblocca il punteggio qui al Battaglini, il Petrarca avanti una difficoltà insomma oggettiva, quello per il Battaglini di drenare l'acqua. Tanto arriva il calcio di Scott Lyle, esce a lato della squadra di Marcato Jimenez e nel frattempo arriva il calcio piazzato, è una 5+1 per Rovigo. Ultimo blocco, Ruggeri, la presa è positiva, Matteo Ferro subito ad innescare Francesco Modena, ancora lui andare a colpire la retroguardia del Petrarca, un cambio di senso con Trussardi, Cozzi tiene il pallone, va a terra, ricomincia con Trussardi, Modena, Diego Antel, non un gran passaggio, va a contatto, subito a cacciare, serve la pulizia del Rovigo, ancora Brogin lì a tentare di disturbare i possessi rossoblù. Questo è un ottimo lavoro da parte di Matteo Canali, Meniti Ippolito all'altezza per Matteo Ferro, riesce ad ottenere un buon 92, la sua seconda stagione a Rovigo. La base del palo per Meniti Ippolito nega la gioia dei 3 punti per Rovigo e subito la possibilità, ogni opportunità che viene data. Sironi, positivo gioco aereo rossoblù fino a questo momento, anche quello del Petrarca. Intanto il drive Rodigino prova ad avanzare, cerca di macinare metri. Stavolta è buona l'azione da parte dei bersaglieri. 10 metri. E a terra adesso Nicotera. Bisogna utilizzare questa palla. Sironi va a proteggere. C'ha Trussardi lì. Canali insieme a Davide Ruggeri. Pronto a ricevere. Buono ancora. Trova sempre l'avanzamento Matteo Canali. Leccio lì. Stefano Sironi. Un doppio bloccaggio su di lui. Ancora Nicotera. Trussardi. Meniti Ippolito, Cioffi, Diego Antel cerca di uscire dal frontale, ma poi davanti a lui c'era Brogin, cerca di alzare il ritmo Rovigo con Matteo Canali. Ancora Matteo Ferro, non lascia troppo spazio la squadra del
coach marcato Jimenez, ha perso territorio Rovigo nella sfida nell'1 contro 1, ha perso territorio, ma c'è il piede Andrea Meniti Ippolito che sente la possibilità del drop. Vediamo Vedovelli, alza il braccio, drop di Andrea Meniti Ippolito dopo 2 calci sbagliati. Arrivano i 3 punti per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, con il ridotta per il Petrarca, con Trotta che lamenta una spinta anticipata, diciamo, della difesa del Rovigo prima che scendesse. In realtà c'è un primo stop e un buon avanzamento da parte del Petrarca successivo. Tebaldi deve utilizzare adesso questa palla, probabilmente con lì c'è vicino la possibilità di corsa a parte di Capone. E c'è un cartellino forse per Rovigo adesso. C'è un cartellino per Rovigo. Il cartellino è per Matteo Ferro che mette il piede volontariamente, va a Trotta, non contende Rovigo, subito un'ottima spinta dei primi 8 uomini, ancora il primo stop, Cugini col pallone in mano, Tebaldi giusto lì, dietro ad aspettare, prova a attaccare, forse era con un interno, c'era proprio la corsa da parte di Capone che poteva essere particolarmente pericolosa. Rovigo non si fa prendere alla sprovvista, ma il possesso ancora del Petrarca. Cugini la chiama e la riceve, la salita di Sironi lo mette a terra Federico Pavesi, no, è Tito Tebaldi che va a sfidare direttamente lui nell'1 contro 1, va a attaccare la linea, intanto guadagna quei centimetri che porta sempre un po' la difesa di Rovigo a indietreggiare, a mettere nella condizione di mettere meno pressione possibile al possesso petrarchino. Il grande lavoro degli avanti da questo punto di vista. Federico Pavesi, ancora bravo Matteo Canali che va a sfidare direttamente Tebaldi, a lui a salvare la situazione per Rovigo. Modena, il piede di Francesco Modena, è buona la presa di Scott Lyle, vediamo se attacca lo scozzese, vediamo quale sarà la sua scelta. Prova lui, va oltre lo stesso Modena, è bravo Charlie Trussardi, bravissimo Charlie Trussardi. Ancora nessuna mischia fra le due squadre, la presa di Davide Ruggeri, ancora il drive positivo da parte dei rossoblù. Bonfiglio cerca di togliersi dalla presa, attenzione, parte Trussardi, un misunderstanding con Bacchetti in questo caso. Reattività di Trussardi, ancora Giacomo Nicotera che prende, va e guadagna metri. Andrea Bacchetti, il pick and go del sindaco, la palla a disposizione. Finalmente una buona sequenza da parte dei giocatori rossoblù. Edo Lubian sostenuto da Sironi, è bravo Cannone a mettere giù il numero 7 Rodigino. Leccioli, grande protagonista della sfida con Calvisano. Matteo Canali, ci prova Borean a mettere un freno all'avanzamento rossoblù che sta ottenendo dei feedback positivi. Vediamo Meniti Ippolito con Francesco Modena, ancora lui a prendere botte, ancora lui a mettere la palla a disposizione. Canali nel ruolo di mediano di mischia, in realtà va e si prende la responsabilità, così come Leccioli. Nicotera e Cugini ad attirare Edoardo Lubian, ancora Borean sostenuto da Etienne Swanepoel, non si toglie, eccolo qui, pizzicato immediatamente Borean, rotto il ghiaccio per la squadra rodigina. Arrivano il placcaggio di Pavesi, Nostran fuori dagli appoggi, Meniti, Cozzi, Diego Antl, le mani in faccia, la palla a disposizione, gli step di Cioffi riescono ad andare via rispetto alla possibilità di Zini. Tutto regolare secondo Vedovelli, la palla è ancora rossoblù, vogliono attaccare dalla chiusa, questa sembrava fosse l'intenzione di Cioffi. Ancora la pulizia di Diego Ant, la palla è a Charlie Trussardi. Etienne Swanepoel, la sfida con i propri ex compagni di squadra. Trussardi chiama qualcuno vicino, chiama i propri compagni, ancora Matteo Canali sostenuto da Davide Ruggeri, cambia il senso Trussardi, Bacchetti, Antl fuori per Francesco Cozzi, il rischio di essere mandato fuori. Cioffi prova ad andare a pulire, ce la fa in qualche maniera, lì Etienne Swanepoel sostenuto da Nicotera, Borean prima placca, poi va a attaccare, lo fa Andrea Bacchetti, lui che non è proprio un avanti, storicamente non lo è, fisicamente lo è diventato, per cui si prende anche lui questa opportunità di mettere a disposizione
dei propri compagni, la propria esperienza. Ancora Swanepoel che va a sfruttare il lavoro di Matteo Canali. Rovigo a pochissimo dalla linea di meta. La risposta dei primi 8 uomini rodigini a quanto dimostrato dalla squadra del Petrarca nella prima parte di questa prima frazione di gioco. E questo è un ottimo lavoro della difesa per delineare il vincitore. Scott Lyle in fila l'H. Sulla bilancia non c'era differenza fra i due pacchetti. La differenza la sta facendo il piede di Scott Lyle, che infila altri 2 calci. Il restart da parte di Andrea Meniti Ippolito. Luca Zini, la salita del Rovigo, subito la pressione sul ricevitore genovese. E questo tipo di lavoro porta un calcio di punizione per Rovigo. Cozzi, alla sua prima stagione in rossoblu, 23 anni di Benevento. Parte l'estremo rossoblu e mette i 3 punti che avvicinano i bersaglieri un paio di minuti fa. La rincorsa dell'estremo del Petrarca parla chiaro da questo punto di vista. È bene indirizzato, Bandini su. Viana prese l'ultimo blocco e il drive. Prova a lavorare Brandolini. Tanto fa, c'è un vantaggio. Tentativo di buttare giù il raggruppamento. Il pallone se lo prende Jacques Monberg. Ancora la palla che non esce. Adesso Cittone per Antolo con l'altezza. E la linea di corsa dettata da Paolo Uncini. Antonio Brandolini. In percussione l'Aquilano. Altro fallo. Francesco Cozzi. La ricorsa del numero 15. Rossoblu è in fila l'H. Un pallone che Giant deve prendere e portare di là. Invece ci pensa Jacques Monberg. Serve la pulizia da parte di Rovigo. La palla è lì con un giocatore a terra che si alza in questo momento. Perde il pallone, perde il possesso Rovigo. E questa è un'occasione importantissima sprecata dalla Fenice Z Rugby Rovigo Delta. E il Petrarca potrebbe molto probabilmente far suo questo 168esimo derby d'Italia. È giunto il momento del consueto occhio alla parte tecnica. Andiamo dentro, capiamone di più. Per quello che ho visto da queste clip, penso che il problema più grosso ce l'hai con la posizione del corpo del portatore, sia per il modo in cui va a contatto che soprattutto per come va a contatto col terreno dopo che ha ricevuto il placcaggio. Qui Teo si fa ruotare dal placcatore, cade di schiena e espone la palla a Brogin. In questa c'è anche magari da sottolineare che Antel scivola prima di arrivare a sostegno e Cozzi non se la sente di entrare sparato sul giocatore, su Brogin, sul giocatore che va a pescare, ma fa il giro ed è ostacolato dalla posizione del placcatore che gli fa fare il giro un po' più lungo e lo fa arrivare in ritardo. Questo è l'unico, secondo me, in cui non ci sono responsabilità da parte del portatore, perché riceve questo pallone sotto pressione e poi sono bravi loro a fare la controrack. Qui ci sono da fare un paio di considerazioni. Il latch di Nicotera porta il giocatore a terra e non va a lavorare sul placcatore, e l'uno penso Leccioli, non so. Anche lui, come prima Cozzi, invece di andare dritto sparato sul giocatore che pesca, cerca di aggirare il giocatore che ha placcato e arriva in ritardo. Qui Leccioli perde il latch e lascia Sironi in balia dei 2 difensori che lo ruotano, lo fanno cadere a tartaruga e poi gli inculano la palla. Probabilmente qui la responsabilità è più di Leccioli che non di Sironi. Bach ce l'ha sempre avuta questa cosa, cerca sempre di difendersi col braccio quando va a contatto, deve diventare bravo secondo me poi a ricongiungersi col pallone, col braccio che ha utilizzato per difendersi, per proteggerlo, portarlo a terra nel modo migliore possibile e poi presentarlo. In questo modo quasi mai cade nel modo giusto per presentare la palla.
Il calcio qui lo prende, mi sembra Cozzi per un'entrata di spalla sul giocatore del Petrarca. Eh, Però ecco, poteva essere aiutato l'intervento di Cozzi da una presentazione migliore di Bach. Qui il dettaglio che si può andare a lavorare riguarda la posizione a contatto col terreno di Modena. È stato abbastanza bravo a non farsi girare, solo che resta a gattoni e non ha la parte del bacino aderente al terreno, consente così al giocatore del Petrarca di infilarci sotto le mani. Qui ancora una volta il portatore subisce il placcaggio, si fa ruotare, non riesce a cadere nascondendo la palla sotto al petto e così si espone alla pesca di Brogin. Non è così grave, ecco, la cosa che fa Leccioli, nel senso non c'era nessuno che minacciava la palla, ci può stare anche cadere di lato per presentare la palla. Però a me piacerebbe, una cosa che chiedo ai ragazzi comunque, è quella di, comunque di cadere sempre di petto, perché proprio è un qualcosa che poi te lo metti nella testa, è una sorta di mindset, capito? Sai che il modo in cui devi andare a contatto col terreno è quello, pallone sotto al petto, ti tuffi come per segnare una meta e poi in un secondo momento presenti. Qui Bach come prima cerca di difendersi col braccio, dimentica però poi di portare il braccio sul pallone per difenderlo quando va a contatto col terreno e cadendo con un braccio solo sulla palla diventa poi difficile presentarlo nel migliore dei modi. Qui c'è un altro esempio di cattiva presentazione da parte di Bach che cade di lato e non di petto ed espone il pallone. Qui Modena no chesting e si espone. Stessa cosa di Vian che subisce il placcaggio, ruota e non riesce a cadere dritto di petto ma cade di lato. Ultima clip con Vian che cade di petto ma per presentare la palla gira da sopra e non da sotto. In questo modo rende il pallone visibile e attaccabile dalla difesa. Concludo con due esempi di rack che mi sono piaciute, con Brandolini che gira da sotto e presenta nel senso, e Momberg che fa un bellissimo chesting e presenta la palla tenendola alta, facendo un lift per il mediano. Messo alle spalle il derby numero 168, Francesco, nuova sfida, sabato Lions Piacenza, sulla carta sarebbe una sfida non impossibile, però diciamo ci si aspetta una risposta da parte del nostro team. Assolutamente, sicuramente c'è da rifarsi dopo la prestazione di sabato e coglieremo questa occasione per mandare un segnale molto forte. Ecco, Ale, quella è stata una giornata abbastanza strana, no? Petrarca che vince qui al Battaglini, la vittoria di Calvisano a Reggio, per cui diciamo quello che poteva essere un'indicazione generale della settimana precedente è stata un po' vanificata, per cui anche questa trasferta può essere un'insidia secondo te per Rovigo con Piacenza? Un'insidia sicuramente non è da sottovalutare, penso che insomma, i valori in campo dovrebbero essere delineati, però le partite vanno affrontate, credo ci voglia la giusta concentrazione, senza frenesia, riprendere il cammino, ripeto, come era nelle previsioni della squadra, quindi non sarà comunque una passeggiata, ma penso che non dovrebbero esserci particolari insidie. Ecco, ultimamente esce sempre questa frase, no? questa riflessione che è la motivazione a fare la differenza in campo, la voglia di lottare, di battersi e tutto il resto. Quella che probabilmente avevamo a Calvisano, forse c'era un po' meno col Petrarca, la sfida di Piacenza che ospita Rovigo può avere questo tipo di caratteristica, nel senso trovare un Piacenza magari più motivato rispetto a noi, o la sconfitta in casa nel derby non può ammettere questo secondo errore consecutivo ai rossoblù? Beh, il Piacenza sicuramente avrà le sue motivazioni, gioca in casa e comunque affrontare Rovigo è sempre uno stimolo in più per chiunque, ma penso che insomma, un giocatore, soprattutto in questo periodo, credo che debbano anche ritenersi fortunati di poter giocare perché rappresentano un po' tutto il movimento italiano, il top 10, quindi penso devono avere il piacere e la voglia di giocare anche partite come queste che magari dopo un derby
potrebbero sembrare meno stimolanti, ma ci trova, penso, dentro, ognuno la trova dentro se stesso. Francesco, parlando di motivazione, parlando di magari squadre medio-piccole che affrontano Rovigo, l'anno scorso tu giocavi alla Lazio, no? Sì. Tra l'altro hai segnato una meta contro di noi, ecco, com'era lo stato d'animo quando arrivava una squadra come Rovigo, come Calvisano? Quello... Beh, durante la settimana la preparazione alla partita era sempre c'era sempre molta tensione, nel senso quando giochi con una squadra che sai ai vertici della classifica è sempre uno stimolo per chi l'affronta, diciamo, farla inciampare così per dare un segnale, anche noi ci siamo, anche noi giochiamo, e questo ovviamente non è da sottovalutare. Ciò che accade a volte con delle squadre, diciamo, di media-bassa classifica, capita di sottovalutarle e casomai fare molti errori, cosa che sicuramente credo non faremo noi perché il bonus è già stato esatto. giocato. E a livello personale, l'anno scorso diciamo tu sei riuscito anche a segnare una meta, cosa importante, ma è ovvio che è sempre il risultato di squadra quello che conta. C'è lo stimolo di farsi vedere? Esatto, sì, assolutamente sì. Nel senso c'è quella voglia di dimostrare, di mettersi in mostra, di fare qualcosa anche per... io quando giocavo con la Lazio l'anno scorso avevo voglia di fare qualcosa in più e ovviamente quando ho fatto la meta ero strafelice proprio perché c'è quella sensazione, quella voglia di far vedere che tu hai qualcosa, nel senso che sei di quel livello, puoi appartenere a quel livello e credo che per me l'anno scorso è stato molto molto importante. Ovviamente anche fare metro contro Rovigo è sempre una soddisfazione, credo, per qualsiasi ragazzo che giochi a rugby. Ale, in questo momento in cui abbiamo dei filoni abbastanza definiti, non sono dei, possiamo dire dei predestinati, ma sono dei giovani che arrivano subito o che hanno la possibilità di arrivare a un certo livello subito, altri che magari hanno bisogno di percorsi diciamo un po' più labirintici per arrivare. Queste sfide quanto contano, quanto la motivazione, ritornando al concetto di prima, è importante e quanto pensi che un ragazzo di 20 anni, adesso Francesco ha 23 anni, abbia la maturità di capire che quelle sono le occasioni giuste per mettersi in mostra? Tu che hai a che fare da sempre con i giovani. Può essere una maturità perché dopo ognuno non arriva sempre allo stesso momento per tutti, può essere anche un po' di incoscienza che serve perché comunque ma deve stare sempre dentro un canale definito che comunque tu fai parte di una squadra, non devi mettere davanti te stesso e l'importante è anche appunto trovare quel giusto equilibrio fra motivazione, entusiasmo e incoscienza per mettersi in mostra, penso possa essere un buon mix. Quanta incoscienza c'è in Francesco Cozzi? Bella domanda. In alcune situazioni tanta. Nel senso l'incoscienza secondo me deve far parte anche di un giocatore, nel senso non devi aver paura di sbagliare, nel senso deve essere qualcosa in alcune situazioni che ti deve essere anche quasi naturale, nel senso meno pensi in una cosa, in alcune situazioni ovviamente meglio è, più ti esce naturale, più ti viene normale farlo. E sì, rispondendo alla tua domanda, abbastanza. È vero quello che dice, cioè per lasciarsi andare bisogna anche seguire il piano di gioco. Coach? Sì, è un po' cercando di stare dentro. Sì, no, ovviamente in alcune situazioni. In qualche sprazzo di gioco, ovviamente, diciamo, quello che viene detto il genio, il lampo di genialità è fondamentale, nel senso. Ti aiuta anche a metterti in mostra. Ecco, Ale, tornando anche al derby, è stato tu da ex numero 9 prima che da allenatore, era interessante anche valutare un po' una sfida Tebaldi, grande esperienza, contro diciamo una nuova gioventù che sta arrivando come Charlie Trussardi che avevamo ospite la settimana scorsa, come Krusty Citon. Come hai visto questo parallelismo? È stato interessante valutarlo o la partita ha offerto pochi spunti? Sì, direi che pare sono giocatori diversi perché comunque hanno caratteristiche diverse, certo. Un po' tutti e tre, però anche la stessa partita, sì, Rovigo cerca un certo tipo di gioco e Petrarca invece dal punto di vista offensivo magari ne ha un altro dove esalta le caratteristiche anche di Tebaldi, però insomma mi sembra siano
Nulla di, diciamo, di nuovo, perché non ci sono state situazioni particolari. Sì, sì, non ci sono dei motivi di confronto, ecco. No. Ok. Avete un po' analizzato i Lions? Qual è l'aspetto che secondo te... Sì, abbiamo visto un po' di Lions, ho analizzato un po' di partite. È una squadra che comunque vuole giocare, non ha paura di sbagliare in alcune situazioni e ha preso ovviamente confidenza, credo, con la partita vinta, l'ultima partita con la Lazio a Roma. È una squadra che gioca molto, è veloce ovviamente, ha molte gambe, ha molti ragazzi e nulla in particolare più di questo, credo. Beh, c'è ancora sicuramente il leader Paz, Sì, anche Ketz. sì, Ketz, Ketz è no? l'apertura, Paz è il secondo centro, Ah, ok, sì, quello sì, che sì. giocava a Calvisano, Sì, esatto. che anche l'anno scorso nella partita interna ha fatto 2 mete solo lui, insomma, un giocatore di grande esperienza, anche lui con Katz che è l'apertura L'apertura che stava del San Donato. l'anno scorso. Lui è Lyle è quello di sabato scorso, Katz è quello là, insomma, ecco. Insomma, giusto per fare un po' di chiarezza attorno alla cosa. Allora, Ale, parlavi di periodo strano, ma come si fa a gestire dei giocatori in questo periodo? Dipende se puoi giocare oppure no. Riguardo ai ragazzi da 18, Sì, esattamente. è un periodo non facile sia per i ragazzi ma anche per noi, perché comunque stiamo quasi arrivando a un anno senza giocare, siamo da febbraio ad oggi quasi un anno, e trovare comunque le motivazioni non è sempre così scontato, no, per i ragazzi. Stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile, ma comunque ci sono delle difficoltà oggettive, ma sentendo un po' in giro altre realtà comunque siamo un po' tutti della stessa idea, quindi la speranza è che prima o poi, insomma, si possa avere una data un po' più certa di inizio, in modo da poter avere un obiettivo più solido. Ecco, Francesco non lo sa, o forse lo sai, Ale è allenatore del Rovio Campione d'Italia Under 18, del tuo compagno Cadorini, Sì. Mantovano, lo sapevi? Sì. Beh, insomma, è già importante sapere queste cose qua, no? Che effetto ti fa a vedere comunque dei tuoi ragazzi lì? E nello specifico ti chiedo anche che effetto ti fa vedere Paolo Uncini, così motivato, vedere Emanuele Leccioli, insomma, che comunque sta performando in una maniera sicuramente interessante all'interno del Peroni Top 10. Sono molto contento per loro, sono ragazzi che mettono tanto impegno, tanta dedizione e vabbè, ormai Filippo, Mantovani, Comaro, Moda, insomma, sono ragazzi che sono ormai confermati da un paio d'anni in una squadra, quindi per loro, diciamo, hanno dimostrato già, continuano a dimostrarlo, e di Leccioli e di Uncini e anche di Stefano Lugato, che Stefano, erano a esattamente, Badia. certo. Sono contento perché comunque anche il percorso fatto con la Serie A, insomma, l'affiancamento e un paio di stagioni di crescita, poi gli allenamenti insieme negli anni precedenti, insieme alla prima squadra, quindi sono serviti e diciamo che penso siano contenti loro, orgogliosi di quello che hanno fatto e di quello che dovranno ancora fare. Questo vuol dire che, a parte i treni, il primo treno, il secondo treno, il treno in ritardo, comunque guardando con attenzione si può trovare del buono in giro, no? Pensiamo anche a sabato scorso, Brogin che giocava a Rubano, Colitti che era la Capitolina, per cui insomma c'è del buono in giro, nonostante magari insomma altre realtà che vengono sopportate e sostenute maggiormente. Sì, ci vuole la capacità di andarli a vedere, di dargli fiducia e di permettergli quelle occasioni di quelle parlavamo prima, dove si possono mettere in mostra anche loro e poi lavorare da lì per il futuro. Andarli a vedere, vale ancora andare nei campi di periferia, chiamiamoli così? Andarli a vedere era un po' un modo però, di dire, anche con i video ormai si vede un po'. No, ti volevo proprio chiedere questa cosa qua, nel senso, ok il video, ma secondo te l'andarlo a vedere realmente cambia rispetto a vedere un video o no? Sì, cambia assolutamente
e anche non solo una volta, specialmente per i giovani, ti parlo, è importante perché ci sono sensazioni, si vedono particolari in un video, magari non possono sfuggire. Ecco, e con gli stranieri cosa è meglio fare? Visto che quando eri in Serie A Badia non è che avessi tanta scelta, nel senso potevi avere uno straniero, mi pare? Due stranieri, quindi dovevi sceglierli bene perché non avevi troppa chance. Ma, insomma, chiaramente si guardano video, si cercano contatti per capire un po' la persona, questo insomma vale un po' per tutti, insomma, con gli stranieri purtroppo è così, è difficile andare a cercarli. Ed è meglio l'usato sicuro, quello che ha abbracciato Rovigo quest'anno, o magari provare scelte diverse? Dipende dal giocatore, tu dirai. Sì, dipende dal giocatore, da cosa serve, da come si vuole impostare la squadra, ci sono tanti aspetti che poi determinano la scelta. Comunque è più facile probabilmente prendere uno che è già in Italia. Beh, sicuramente si hanno più informazioni. Ah, di quello stai dicendo, sì. Non tanto per l'aspetto tecnico, ma più che altro per una maggiore conoscenza del giocatore stesso. Sì, anche la lingua, l'ambiente, insomma, c'è meno difficoltà nell'adattamento, di cambiare nazione, modi di vivere, quello sì. Ok, facciamo una cosa, andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del Prononi Top 10, poi rientriamo perché dobbiamo parlare della 18 e poi dobbiamo parlare, o meglio, farvi parlare attraverso le domande a Francesco Cozzi. Altro giro, altro derby per l'Argos Petrarca. La squadra di Padova, reduce dall'importante vittoria esterna nel derby d'Italia, affronterà sabato alle 15 tra le mura amiche l'insidioso Mogliano di Salvatore Costanzo e Stefan Basson, una delle squadre che finora ha meglio figurato nel Peroni Top 10. I trevisani occupano infatti il secondo posto in classifica con 13 punti, a 2 lunghezze dal Rovigo capolista, contro cui hanno subito l'unica sconfitta su 4 match disputati. Il 15 tuttonero allenato da Andrea Marcato e Victor Jimenez ne ha giocate 2, ma le ha vinte entrambe, contro Viadana e i rossoblù polesani, attestandosi al quinto posto con 8 punti. Come ricordato dallo stesso Marcato nei giorni scorsi, un anno fa il Petrarca uscì malconcio dalla sfida disputata al Quaggia, che si concluse 19-9 per i biancoblù di Costanzo, una vittoria a sorpresa ma assolutamente meritata per Mogliano, che mise sotto la mischia patavina. Gli elementi per attendersi una sfida vincente e sentita ci sono tutti, insomma, compresi i tanti ex presenti nelle due rose. Cerioni, Derbyshire, Pavan, Sutto e Zago con la maglia del Mogliano, De Masi, Fadalti, Machelara, Manni, Scagnolari con quella del Petrarca, oltre a Borean che ha frequentato l'Accademia Federale Under 18 nel club della Marca. Arbitrerà l'incontro l'esperto Liperini di Livorno, che sarà coadiuvato dai giudici di linea Rizzo di Ferrara e Russo di Milano, con il quarto uomo Vidakovic di Milano. Le Fiamme Oro tornano in campo sabato alle 14:30, salvo problematiche dell'ultimo minuto legate al Covid. All'Acqua Cetosa arriva il Valo Rugby per una partita a dir poco fondamentale per i cremisi, che hanno avuto un inizio di campionato sicuramente non brillante. Una vittoria con i Lions, poi 2 sconfitte, prima con Calvisano e poi la più bruciante con il Colorno in casa. Non si possono fare calcoli, bisogna vincere per dimostrare di poter essere tra le prime 4 di questo campionato. Una sconfitta, infatti, allontanerebbe Craig Green e i suoi ragazzi dalle parti alte della classifica, in un campionato difficile da decifrare e ancor più difficile da gestire, viste le tante interruzioni e i tanti recuperi che potrebbero far trovare le diverse squadre in stati di forma differenti nei momenti più importanti. L'HBS Stadium di Colorno ospita sabato 19 dicembre il derby del Po in occasione della 7ª giornata di Peroni Top 10. Di fronte ai padroni di casa biancorossi dell'HBS Rugby Colorno e il Rugby Viadana 1970. I parmensi si presentano a questa importante sfida reduci dal KO sul pesante campo di Mogliano Veneto, mentre i mantovani del Viadana arrivano all'appuntamento leggermente più riposati visto l'annullamento della sfida con le Fiamme Oro in programma sabato scorso, sfida rinviata a causa contagi Covid tra le file cremisi. Andando una settimana più indietro, Viadana nell'ultimo match è stato battuto dal Petrarca alla Guizza per 24-5. Entrambe le squadre quindi arrivano da 2 sconfitte, rendendo la sfida molto più interessante. Proprio contro Viadana, il Colorno aveva ottenuto la prima storica vittoria in massima serie quando lo scorso 20 dicembre 2019, esattamente un anno fa, espugnava lo Zaffanella con un punteggio di 23-22 al termine di 80 minuti combattutissimi.
Entrambe le squadre hanno in panchina 2 tecnici argentini, Cristian Prestera per il Colorno e una delle new entry del campionato, German Fernandez per il Viadana. In campo ci sarà un ex di turno, parliamo del talonatore Marco Silva, tornato nella provincia di Parma l'anno scorso dopo un'esperienza di 3 stagioni proprio a Viadana. Colorno inoltre potrebbe recuperare Sean Kers, mediano di apertura irlandese, al rientro dopo un mese di assenza. Appuntamento quindi per sabato alle ore 14 per l'anticipo del 7° turno. Arbitra il signor Manuel Bottino di Roma, coadiuvato dai giudici di linea Schipani e Locatelli. Rientrate in studio Rugby House, ultima parte, Focus 18. Ale, nuovo progetto, tanti club insieme, un gruppo abbastanza numeroso da gestire, no? Sì, sono 5 club, quest'anno oltre ai club della franchigia che c'ha Badia, Frassinelle e Rovigo che ci hanno parte, sono aggiunti i ragazzi di Ferrara e i ragazzi di Villarose, sono circa 60 ragazzi, quindi con provenienze diverse. Il periodo, che già non è facile, non ci ha aiutato nell'amalgamarci come volevamo, perché comunque manca tutto un aspetto di stare insieme che può aiutare anche poi il lavoro in campo, però devo dire che nonostante l'ultimo periodo qualche ragazzo un po' ha trovato un po' meno stimoli, è anche comprensibile, non stiamo forzando niente con nessuno, ma c'è davvero una presenza che non mi aspettavo neanche, fino ad oggi veramente sempre 40-45 ragazzi in campo, quindi stanno facendo un ottimo lavoro e siamo contenti. Ecco, tra l'altro a supporto dei ragazzi è stata anche intrapresa un'iniziativa proprio nell'aiutarli, no? Attraverso Bagnani, il dottor Bagnani, che è un consulente, come possiamo definirlo, un psicologo dello sport. Psicologo dello sport, sì, lui mi ha fatto questa iniziativa di 4 incontri dove si cerca un po' di dare uno spunto ai ragazzi, un modo di riflettere, un po' di trovare anche motivazioni, dubbi, perplessità con persone comunque preparate, specifiche dell'argomento, dove lui aiuta anche a cercare un po' la performance, migliorare la propria performance individuale, e abbiamo fatto adesso il primo incontro e quindi vediamo un po', i feedback sembrano positivi dei ragazzi. Ecco, stare vicino ai ragazzi è fondamentale in questo momento, non è semplice perché non si gioca a rugby, fate tutte attività alternative, no? Sì, in campo sì, certo. Molto allenamento individuale, palestra, skills, purtroppo in questo momento questo ci è permesso, ma troviamo comunque il modo di anche farli un po' divertire in alcuni momenti, ma anche l'impegno loro è ammirevole. Ecco, tu sei molto pacato, sereno, tranquillo, in realtà c'è un certo fuoco che brucia dentro, no? Da numero 9 qual eri, una soluzione la devi sempre trovare alla fine, non è che uno che può accettare quello che è il contesto. Come fai a tirar fuori il fuoco che hai dentro in questo contesto così difficile? Va molto... bisogna tenersi un po' in questo momento, sì, e comunque, come ho detto prima Francesco, devono ritenersi fortunati perché i ragazzi vedo che proprio iniziano a far fatica a soffrire questo periodo di non giocare, perché comunque il nostro sport poi gli toglie il contatto, diventa quasi un altro sport e non è quello per il quale siamo cresciuti, quindi e questo vale sia per i giocatori che per gli allenatori, non vediamo l'ora di ritrovarci un po' nello spogliatoio pre-partita, anche dopo una sconfitta, perché comunque sono momenti che mancano, questo sicuramente, però teniamo duro, chi fa sport è anche abituato a non stare sempre, diciamo, nella zona di comfort, questo è un momento di non comfort, però chi supera questo penso possa anche uscirne più forte. La ripartenza del campionato è prevista per il 24 gennaio, speriamo che possa essere mantenuta questa data, speriamo. Speriamo, ma insomma la vedo difficile perché non facendo contatto da mesi, se non siamo ripartiti in questo momento credo ci sarà un ulteriore slittamento dell'inizio. E si andrà d'estate, col sole, con le belle stagioni, sì, a divertirci al campo e star bene insieme. Il rugby è anche questo, no? Assolutamente. Bene, Francesco, il segreto della tua bellezza. Il segreto della mia bellezza. Lo chiedono i tifosi, non io.
Beh, diciamo che non c'è segreto, nel senso, Sei bello e basta, sì. perfetto, no, interessante questa cosa qua. Umilté, umilté. Allora, a questo punto, legandomi al concetto della bellezza, chiesto da Antonio, un tuo amico Massimo, che di cognome fa Cioffi, dice: ma questo baffo quanto piace? Meglio il baffo che avevi prima? Beh, sì. Il baffo fa... Ah sì, diciamo di sì. Più che altro era una cosa, era il Movember, che tutti ovviamente conoscono, Certo. sì, però sì, diciamo, può piacere alle donne, alle ragazze. Beato te, capelli, baffi, via tutti, gioca a rugby, cioè, incredibile. Allora, Marzia dice: quanto è stato determinante il ruolo della famiglia nel percorso di crescita nel mondo del rugby? Che progetti hai per il futuro e dove ti vedi da qui a 5 anni? Beh, allora, partendo dalla famiglia sicuramente importantissimo, nel senso, come nella vita e nello sport è la base di tutto, nel senso. Io ho la fortuna di avere una famiglia alle spalle che mi sostiene, mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre seguito nello sport e incoraggiato soprattutto. E da qui a 5 anni, beh, spero ovviamente ai vertici ovviamente del mondo sportivo, quantomeno lo spero. E progetti per il futuro, al momento laurearmi, ovviamente da qui a Stai fine studiando? anno, sì, scienze motorie, quindi spero di laurearmi entro fine anno e ovviamente lavorare e giocare, come ho detto prima, ai vertici del rugby, casomai Bene. in una franchigia. Luca, quando hai iniziato a giocare a rugby, cosa ti ha spinto a farlo? I tuoi genitori erano d'accordo con questa scelta? PS, sei un grande, quindi oltre bello è anche grande. Grazie mille Luca, ti ringrazio. Cosa mi ha spinto a giocare a rugby? Beh, diciamo che io quando ero piccolo facevo nuoto e rugby in contemporanea. Diciamo che gli impegni, più che per me, anche per i miei genitori, erano abbastanza importanti, nel senso di dividersi tra sport e nuoto, e quindi mi hanno messo, diciamo, davanti a una scelta, non obbligata, però ovviamente una scelta. E io scelsi il rugby. Diciamo che c'erano dei miei amici che giocavano insieme a me e grazie anche al professore Aldo Guerra, che era un professore delle elementari, dell'asilo, insomma, ho iniziato che avevo 5 anni, quindi col mini rugby, e lui mi ha portato su un campo da rugby e da lì è stato amore a prima vista e non l'ho mai più abbandonato. Checco Marines. Ciao Francesco, ricordi il calcio di punizione che ci permise di passare il turno a Catania all'ultimo secondo? Sì. Che contesto era? Era il girone per andare in Elite col Quarto Circolo, che è il mio club di appartenenza. Ne approfitto per salutare Lorenzo De Vanna, il presidente di tutto il club ovviamente. E eravamo sì a Catania e eravamo pari e prendemmo un calcio di punizione all'ultimo secondo e passammo il girone con il calcio. È stato un momento molto bello. Bene. Sì. Poi, ciao Francesco, sapresti dirmi cos'è uno sparacanal? È un'espressione dialettale, ovviamente napoletana, campana, sarebbe il telecomando. Sparacanale? Sì, si chiama sparacanale, Interessante. sarebbe sparacanali, quindi... Ok. Pallinone Junior, sei fidanzato? Ok. No. No, per cui Forse bello, grande, col baffo, donne all'ascolto, sappiate che è sul mercato, sentimentalmente parlando. Puoi darci la definizione di tramamuro? Tramamuro, è un'altra espressione dialettale, campana, e sarebbe l'ascensore. L'ascensore. È strano, sì, ma è Tramamuro. l'ascensore. Scusate, Sì. va bene? Non mi hai detto che sei un gran giocatore, oltre che in campo anche la PlayStation. Chi è più forte a FIFA tra te e Massimo Cioffi? Beh, questa è una lunga storia, ovviamente io, nel senso Massimo ha molta fortuna a FIFA, Ok. però... Poi Optimu, ti sei ispirato al fiocco di neve per arrivare fino a qui? Questa è una lunga storia, è una storia che ci raccontò a fine della partita Lorenzo De Vanna, il presidente del Quarto Circolo, e dopo una sconfitta mi sembra, praticamente questa storia parla di un fiocco di neve che è sulla montagna, ovviamente in montagna c'è il sole, no? E quindi il fiocco di neve ha bisogno di altri fiocchi di neve per appiattirsi e creare, diciamo, il manto, lo strato di neve. Quindi era, diciamo, una parabola che nessuno nel singolo è
è importante, ma ha sempre bisogno del sostegno di altre persone. E comunque sì, rispondendo alla domanda. Poi Jimmy e Alvise hanno fatto due domande che comunque abbiamo già affrontato nel corso della trasmissione. Bene, tante domande per Francesco, siamo giunti però alla fine, tempo esaurito, game over, ci vediamo sabato a Beltrametti di Piacenza. La Rugby Rovigo Delta affronta i Lions per questo nuovo turno del Peroni Top 10, ultimo turno del 2020, poi si partirà con il recupero il 3 di gennaio con il Valo Rugby Emilia a Reggio Emilia. Vi ricordo che in edicola a Libraccio c'è il calendario della Rugby Rovigo 2021, andatelo a prendere, le foto sono di Mattia Zoppellaro, un calendario particolarmente bello che vi suggerisco anche come regalo di Natale. Francesco, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Andrea. Ale, un piacere, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Ci vediamo giovedì, anzi ci vediamo sabato per la partita, poi martedì per il relive della partita con i Lions. Questa è l'ultima puntata del 2020, buon anno e buone feste a tutti, ci ritroviamo nel pre-Valo Rugby Emilia. Buon proseguimento.